beato una sirena che canta notte di Emea Shandera. Il canto a tenore oggi viene eseguito in forma spontanea nei locali dei paesi e delle città da molti giovani. I giovani che cantano a tenore in Sardegna sono moltissimi rispetto anche a 15 anni fa, credo si possa dire che siano forse addirittura raddoppiati, e queste persone sono persone che vivono la contemporaneità, nello stesso cellulare hanno l'ultima hit uscita o i grandi cantautori italiani o americani e le registrazioni dei cantadores anziani o le loro stesse fatte con i cellulari. Nel 2008 il canto a tenore sardo è stato inserito dall'UNESCO nella lista del patrimonio immateriale dell'umanità. Il riconoscimento da parte dell'UNESCO del canto a tenore come patrimonio dell'umanità è una cosa che ovviamente ha reso tutti felici. Nella prassi quotidiana del canto a tenore non è cambiato granché. In realtà, se però facciamo un passo indietro e proviamo a guardare più globalmente quello che succede in Sardegna e nell'area del canto a tenore, qualcosa è cambiato, perché grazie alla nascita di associazioni o all'interesse anche dell'università o di altri tipi di enti, anche paesi di grande tradizione di canto a tenore, ma che purtroppo anche per ragioni di oggettivo spopolamento negli anni stavano iniziando a non avere grandi formazioni, invece c'è stata una rinascita, e questa rinascita per me è un motivo di gioia e credo che sia forse la cosa più importante.